è stata disarticolata una complessa organizzazione criminale che fa capo a Cosa Nostra, in particolare fa capo alle famiglie di Enna e di Leonforte, ed è stata disarticolata con l'esecuzione di 30 arresti eseguiti su mandato della magistratura di Caltanissetta, coordinata ovviamente l'operazione dalla distrettuale di Caltanissetta, eseguiti dalla squadra mobile di Enna e in collaborazione anche con la squadra mobile di Catania. La Polizia di Stato colpisce una provincia che ha un significato storico per la lotta a Cosa Nostra. Noi abbiamo costantemente monitorato questa realtà che nell'autunno del 91 vide la scelta stragista, l'adozione della scelta stragista e la comunicazione da parte di Todorina della scelta stragista alla Commissione regionale di Palermo. L'organizzazione è composta da 30 persone, è stata colpita perché appunto dedita al traffico di stupefacenti, dedita all'estorsione, dedita all'intimidazione, è stato anche, come dire, impedito un omicidio, è stato bloccato un progetto omicidiario, sono state sequestrate delle armi, progetto omicidiario che aveva a che fare con la regolamentazione di conti all'interno dell'organizzazione stessa. Diciamo che si trattava di un gruppo che controllava il territorio attraverso soprattutto attività estorsiva e intimidazioni, e aveva sottoposto ad estorsione alcuni imprenditori che avevano denunciato in precedenza appunto l'attività da parte di altre organizzazioni criminali. Questi imprenditori sono stati nuovamente agganciati da questa organizzazione e sono stati sottoposti diverse volte a intimidazione. 30 le persone tratte in arresto, riteniamo di avere come dire, inferto un colpo importante alla Cosa Nostra ennese.